nacque il grandissimo autore Dino Buzzati, che molti conoscono solo per il romanzo o per i romanzi suoi più grandi, tra cui Il deserto dei Tartari, Un amore e altri, ma in realtà Dino Buzzati è stato anche un grandissimo giornalista. Fin dalla sua prima giovinezza entrò al Corriere della Sera, tutta una vita. Buzzati fu anche pittore, è stato drammaturgo, è stato librettista d'opera, è stato critico d'arte, cronista anche del Giro d'Italia, poeta, e veramente ha spaziato in tutti gli ambiti della scrittura e della, diciamo, della parte anche artistica, di arte visiva, insomma, perché lui si amava definire un pittore con l'hobby della scrittura. Qui siamo appunto a casa sua, dove nacque nel 1906, e dal 2006 io e mia sorella Valentina dirigiamo questa associazione culturale Villa Buzzati il Granaio, che propone al territorio di Belluno moltissimi eventi artistici da 20 anni. Per questa ragione nel 2006 abbiamo fondato questa associazione con l'intento proprio di valorizzare il luogo natale di Dino Buzzati, aprendolo al pubblico e regalando alla comunità e a tutti quelli che poi in questi anni hanno voluto partecipare tante attività e tanta cultura. Quest'anno cadono i 120 anni dalla nascita di Buzzati e i 20 anni dell'associazione culturale. Per noi è un traguardo importante che non pensavamo forse quando abbiamo iniziato di poter raggiungere, ma con tanto impegno siamo riusciti ad offrire alla comunità 20 anni di cultura e di attività veramente variegate sul territorio. La manifestazione di quest'anno ha voluto raccogliere un po' quei temi così cari a Buzzati, proprio tutti quei temi in cui lui ha potuto così trascorrere e esprimersi nel migliore dei modi, che sono l'arte, la pittura, la scrittura, il teatro, la poesia e anche la musica. La nostra manifestazione è iniziata sabato scorso e finirà il 19 di luglio. Avremo ancora 2 importantissimi appuntamenti. Quello di sabato 18 proprio sarà un omaggio al teatro di Buzzati con il Reggimento parte all'alba. Giuseppe Nitti porterà in scena questo monologo importante della produzione di Buzzati, perché è l'ultimo suo racconto, un commiato alla vita, ma con la lirica e con le parole sempre così struggenti del grande scrittore. E invece domenica 19 luglio avremo, a terminare la nostra serata, un concerto talk di Max Solinas, che ci racconterà attraverso questo spettacolo che si chiama Cantastorie e prove di una sua visione dei temi importanti come la libertà, la guerra e la pace. E quindi vi aspettiamo numerosi anche a questi ultimi 2 appuntamenti, sperando di regalarvi le emozioni che sempre riusciamo a regalare a tutti quanti.